Certo, 15 anni fa ho votato per la separazione, ma oggi a conti fatti è un disastro, ma non perché lo dico io, lo dicono le leggi attuali. La Regione Veneto ha premiato le fusioni e le unioni tra comuni. In vista del referendum del 1° dicembre è un no convinto ad ogni ipotesi di separazione, quello espresso da Renato Boraso, come il resto della giunta Brugnaro, tra i contrari alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Una separazione che, sostiene, rappresenterebbe un cataclisma in diversi ambiti, a partire da quello dei trasporti pubblici, settore nel quale riveste attualmente la carica di assessore. Nel momento in cui si separa Mestre da Venezia, il rosso dei bus fa 15 milioni di euro. Come li copriamo? Ci sono solo due strade, riducendo le corse, d'accordo, oppure aumentando, raddoppiando i biglietti. Lascio pensare alle reazioni, perché se tu raddoppi il biglietto o gli abbonamenti, poi la gente non prende più i servizi pubblici. L'altra soluzione, riducendo i servizi, vuol dire che 1 su 4 degli autisti deve andare a casa. C'è poi, secondo Boraso, una questione ancora più ampia e problematica che abbraccia tutte le divisioni, ma che sarebbe particolarmente complessa in questo caso. Come dividiamo i 720 milioni di euro di debiti che ha la città di Venezia nel suo globale? Come li dividiamo? Qualcuno ci mi ha già risposto che se ritenga Venezia, Venezia dirà li dividiamo in base agli abitanti e quindi andrebbero a ricadere tutti su Mestre, perché la maggior parte degli abitanti, 220.000 abitanti, sono a Mestre. Cioè avremo contenziosi, siamo ancora in causa con il Cavallino da 15 anni per la separazione. Figuriamoci su questa vicenda. Sarà un contenzioso infinito, un caos assoluto.